Grazie alla legge regionale numero 27 del 2020, sostenuta dall'assessore Bottacin, si è dato il via ad un processo virtuoso per la fornitura di energia gratuita derivante da impianti idroelettrici al territorio veneto. Questa legge ha predisposto l'obbligo da parte dei titolari delle concessioni di grandi derivazioni di fornire annualmente gratuitamente alla regione energia elettrica o, in alternativa, di garantire la monetizzazione dell'energia da fornire. La Regione a partire dal 2021 distribuisce alle province venete l'energia gratuita ricevuta o i proventi derivanti dalla sua monetizzazione. Oggi l'assessore Bottacin ha presentato con la collega Lanzarini i benefici della legge sull'energia, come approvato in settimana dalla Giunta dopo aver sentito le province. La provincia veneta che ha il maggior numero di derivazioni è quella di Belluno, che trattiene l'intera sua quota. Le altre province in cui insistono impianti idroelettrici trattengono il 60%, suddividendo il rimanente 40% tra le altre province tranne Belluno, in proporzione agli abitanti. Dopo un confronto con le province e la città metropolitana, la priorità nella destinazione delle somme con riferimento all'anno 2021 è stata data ai servizi sociosanitari erogati dai centri servizi residenziali pubblici o privati accreditati, inoltre a categorie di utenti bisognosi. Il Covid ha minato la nostra salute e la nostra economia, ha affermato Zaia. Quest'ultima ora si ritrova in ulteriore battaglia, quella dell'emergenza energetica per la quale combatterà al fianco dei suoi cittadini.